spoglio a Santa Maria di Sala, in testa Alessandro Arpi col 54% dei voti, ha un ampio margine sugli altri due candidati Natascia Rocchi e Massimo Iovine. Nuovo successo elettorale di Nadia Zanchina d'Eraclea, sfiduciata dalla sua ex maggioranza a dicembre, l'ex sindaca torna prima cittadina vincendo la corsa a 4 con 10 punti di vantaggio sul secondo. Paura la notte scorsa a Chioggia per colpi di pistola esplosi in centro storico. I carabinieri fermano un quarantenne del posto trovato in possesso dell'arma, avrebbe sparato colpi in aria, è stato denunciato. Insultata e minacciata tanto da aver paura di uscire di casa, la vittima è una 49enne trevigiana, accusato di stalker l'ex marito imprenditore nel settore nautico del veneziano. Sarò soddisfatto quando riusciremo a salvare delle vite, così Gino Cecchettin a Mestre, dove ha incontrato i dipendenti Veritas e illustrato l'attività della fondazione che porta il nome della figlia Giulia. Un patentino che certifica la conoscenza dell'italiano per aprire un'attività a Venezia, la proposta dell'assessore al commercio Costalunga di fronte al proliferare di negozi di stranieri con scarsa conoscenza della lingua. Edizione veneziana dei telegiornali di Antena 3, buonasera e ben ritrovati questi titoli. In primo piano la politica, perché si è votato ieri e oggi per le amministrative in due comuni, Santa Maria di Sala ed Eraclea. Non so se c'è la tabella per vedere al volo quello che sono i risultati in questo momento, specificando che lo spoglio sta andando a rilento. Ecco qui Alessandro Arpi in testa con il 56,32% delle preferenze, ci sono 10 sezioni su 18 al momento, alle spalle Natascia Rocchi con il 27,05%, segue ancora Massimo Iovine con il 16,63%. E allora andiamo subito a Santa Maria di Sala con la nostra Ilaria Marchiori insieme a Simone Merlo. Buongiorno, buonasera Ilaria, buonasera al tuo ospite. Buonasera a te Francesca, buonasera anche ai nostri telespettatori. Siamo qui in compagnia proprio di Alessandro Arpi che si è presentato con il centrodestra. Ricordiamo il centrodestra che per questa tornata elettorale si presenta spaccato. L'altra sfidante, come hai anticipato poco fa, era l'ex sindaco Natascia Rocchi e poi Massimo Iovine per il centro-sinistra. Allora siamo qui in compagnia appunto di Arpi che in questo momento è in testa. Siamo a 10 sezioni su 18 scrutinate. Sindaco, allora ovviamente ne mancano altre 8, ma sta andando molto bene. I numeri al momento quali sono? Per ora abbiamo dei dati ufficiosi, siamo quasi a 14-13 sessioni scrutinate su 18, quindi mancano ancora 5 seggi e siamo circa al 52-53%, quindi i dati sono positivi per ora. Un altro dato positivo è stato l'aumento di affluenza rispetto al 2022, perché siamo passati da circa il 50% a quasi il 54%, quindi avevamo paura di un aumento importante dell'astensionismo. Invece la cittadinanza ha partecipato copiosamente, quindi questo è il dato più importante. Questo è dimostrazione anche che i suoi concittadini volessero proprio andare a votare e scegliere il loro nuovo sindaco. Sì, è un dato infatti positivo, trend diciamo flat per quel che concerne il numero di abitanti a Santa Maria di Sala, perché non sono aumentati nell'ultimo biennio, quindi recuperare quasi un 4-5% è importante, vuol dire che la gente sentiva la necessità di esprimere la propria opinione per vedere qual era il futuro governatore di Santa Maria di Sala. Ecco, senza esagerare con le previsioni, perché abbiamo detto mancano ancora 8 sezioni, ma secondo lei è escluso il ballottaggio? Non lo posso ancora escludere a priori, anche per scaramanzia, però diciamo i dati sono positivi e l'umore è più che positivo, quindi speriamo al più tardi entro un'ora di avere i dati di chiusura di questa campagna elettorale. Bene, allora noi staremo qui a monitorarli insieme al candidato Alessandro Arpi, che potrebbe essere anche il futuro sindaco di Santa Maria di Sala, e da qui restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria Marchiori e grazie a Simone Merlo e grazie anche ad Arpi per essersi prestato a questo collegamento con tutte le scaramanzie del caso. Abbiamo detto si votava anche ad Eraclea che ha il nuovo sindaco e allora vediamo la tabella. Nadia Zanchina con il 37,24% torna a guidare il municipio di Eraclea, alle sue spalle Danilo Biondi con il 28,16%, Valentina Doretto 27,08%, Flavio Perin 7,9%.
27,52%. Questo dunque il dato che porta appunto la Zankin ad essere rieletta sindaco. Era stata sfiduciata a dicembre. Le lacrime di gioia nel prossimo servizio. Aspettate che non è proprio... Lacrime di gioia. Molte lacrime di gioia, non solo gioia mia ma di gioia di tutta la squadra. Lacrime di gioia, applausi e abbracci. Nel quartier generale di Eraclea c'è Nadia Zankin, è di nuovo sindaco dopo la fine traumatica del suo primo mandato nel 2024. Sostenuta da Fratelli d'Italia, Lega e Noi Moderati, ha battuto i rivali Doretto, Biondi e Perin. Adesso non vedo l'ora di poter ritornare in comune domani per ripartire di nuovo. Si riparte con uno spirito sicuramente diverso, perché comunque c'è la consapevolezza di avere una nuova squadra che sicuramente lavorerà e darà il meglio per portare avanti tutto quello che avevamo iniziato su Eraclea e per anche realizzare i nuovi progetti che abbiamo messo in campo. Eraclea sceglie la continuità con il passato e riaffida la guida del comune a Nadia Zankin dopo mesi di commissariamento seguiti alla mozione di sfiducia votata anche dalla sua ex maggioranza. La Zankin torna in sella, la sua vittoria ha il sapore della rivincita. Allora cosa si prova a ritornare dopo essere stati sfiduciati? È una gioia immensa, soprattutto per come sono stata sfiduciata e da chi sono stata sfiduciata, quindi è una rivincita e credo che sia una rivincita per molti, non solo mia. La sua elezione rappresenta anche un ritorno alla stabilità per un comune che negli ultimi anni ha vissuto turbolenze amministrative e politiche. La cronaca adesso, paura nella notte a Chioggia per colpi di pistola esplosi in centro storico, denunciato un quarantenne del posto. Una raffica di spari esplosa nel cuore della notte aveva generato più di una preoccupazione tra i residenti del centro storico di Chioggia, svegliati di soprassalto tra l'1 e le 2 di mattina di domenica. Fortunatamente non c'è voluto molto tempo ai carabinieri, allertati dalle telefonate di chi aveva indubitabilmente riconosciuto quei botti come spari di pistola, per individuare un uomo sulla quarantina, pare con ancora addosso l'arma con la quale avrebbe esploso dei colpi in aria. Se il fermato non ha dato spiegazioni del suo gesto alle forze dell'ordine, probabilmente dovrà farlo in tribunale, dove potrebbe essere chiamato a rispondere di una serie di contestazioni che possono andare dal porto d'armi irregolare all'articolo 703 del Codice Penale che punisce le accensioni ed esplosioni pericolose. È minacciata tanto da avere paura di uscire di casa. La vittima è una 49enne trevigiana, accusato di stalker l'ex marito, imprenditore nel settore nautico, nel veneziano. Non ti lascerò in pace finché non muori è una delle frasi che una donna slovena si è sentita dire dall'ex marito, un imprenditore del veneziano di 57 anni a processo per atti persecutori. Si caratterizza per il fatto, per il lignaggio, diciamo così, dell'autore di queste condotte, perché a volte si tende a pensare che questi comportamenti vengano messi in atto da persone di ceti sociali, culturali o professionali bassi, diciamo così, di scarso. Invece in questo caso stiamo parlando di un professionista anche abbastanza noto nel suo ambiente e di ceto sicuramente elevato, benestante. Una vita agiata la loro, una storia d'amore dalla quale sono nati 3 figli. Poi sono iniziate le discussioni, le litigate, fino a quando l'uomo ha cominciato a maltrattarla, arrivando a picchiarla. È scattata la denuncia, i 2 si sono separati e sono arrivati fino al divorzio, ma l'uomo, secondo la versione della vittima, non ha mollato. Le ha inviato numerosi e ripetuti messaggi, sia a lei che alla sua famiglia, con minacce più o meno velate e offese di ogni tipo. Addirittura il giorno del compleanno della 49enne le ha fatto trovare un mazzo di fiori appassiti alla sua porta, così come li ha fatti recapitare anche all'avvocato che l'ha seguita nel processo civile. Ora l'uomo deve rispondere di stalking. In aula la testimonianza della donna, presente anche l'imputato difeso dall'avvocato Francesco Murgia. La donna, seguita dal legale Stefano Pietrobon, ha raccontato di quei mesi di terrore. Ha riferito che da tempo, prima di scendere, prima di parcheggiare la macchina o di prenderla, di uscire di casa, si guarda sempre intorno. A volte è stata costretta a rientrare in casa proprio perché aveva notato dei movimenti strani, perché era seguita non solo da lui
ma lei crede anche da persone incaricate dall'autore, dall'ex marito. I due, entrambi di origine slovena, hanno divorziato nel 2018, ma nonostante questo gli atti persecutori sono continuati, coinvolgendo anche i figli. L'udienza è stata rinviata al 19 giugno, dove verranno sentiti altri testimoni. Sarò soddisfatto quando riusciremo a salvare delle vite. Così Gino Cecchettin a Mestre, dove ha incontrato le dipendenti Veritas. Magari ci sarà soddisfazione nel momento in cui salveremo delle vite, forse qualche piccola avvisaglia, qualche risultato ottenuto l'abbiamo avuto anche con la testimonianza, però c'è ancora tanto lavoro da fare. Se la violenza di genere è connaturata ad una certa cultura, o meglio sottocultura, che sopravvive ancora nel nostro paese, allora appare evidente come il percorso da compiere non possa essere breve. Gino Cecchettin lo chiarisce subito parlando al personale del gruppo Veritas. L'incontro sul tema si intitola Prima che sia troppo tardi. Lei ha detto per certi versi è già troppo tardi, perché? Le persone che commettono femminicidi hanno di fatto lavorato male 20 anni prima. Riporto una frase di un noto esperto, e quindi bisogna agire quanto prima per poter fare quella cultura del rispetto di cui parliamo tanto. E a questo proposito forse anche incontrato degli ergastolani, che idea si è fatto? Ma non mi sono fatto idee, proprio perché quando si incontrano persone che hanno pene di questo tipo bisogna uscire dai pregiudizi. Nella sede Veritas di via Porto di Cavernagua a Mestre si affronta il tema a 360 gradi, cioè scendendo anche nello specifico di quanto l'azienda possa e intenda intervenire in certi casi. È quello di prevenire qualunque genere di violenza, oltre che la violenza di genere, fa parte di quelle, chiamiamole, azioni culturali che all'interno di un'organizzazione dobbiamo osservare, insomma, come anche dato che l'ambiente di lavoro è un ambiente dove uno si dovrebbe trovare bene. Lei oggi ha illustrato anche questo primo periodo di attività della fondazione che presiede, però inevitabilmente le hanno chiesto anche la sua opinione su certi casi di cronaca e per esempio sull'uso del braccialetto elettronico. Sì, perché sono casi di cronaca che sono successi poco tempo fa e mi sono limitato a dire che come tutti i dispositivi servono, ma devono funzionare nel migliore dei modi. Per quello che riguarda poi la difesa, parlo del processo contro Filippo Turetta, si è chiesto una riduzione della pena. Io li preferirei non commentare e lasciar fare agli avvocati e ai giudici. Un patentino che certifica la conoscenza della lingua italiana per aprire un'attività a Venezia. È la proposta dell'assessore al commercio Costalunga. Chi ha un minimo di conoscenza di Venezia lo sa, dalla grossa catena di hotel di lusso a ristoranti anche in zone pregiate come Piazza San Marco, dal bar di poche pretese al negozio di souvenir, almeno mezza città è diventata di proprietà straniera. Per l'assessore al commercio Sebastiano Costalonga, che si è già appuntato sul petto la delibera antipacottiglia, quello del personale di un negozio o di un locale, che oramai presenta persino forti difficoltà a intavolare una conversazione di base in italiano, è un altro problema da risolvere. Un patentino per poter aprire a Venezia, un patentino per gli extracomunitari che devono imparare la lingua italiana, devono conoscere le regole, quindi un esame che possa certificare che le persone che aprono a Venezia conoscano i regolamenti e sappiano inserirsi nel tessuto sociale di una città che è unica al mondo. La scarsa comprensione della lingua a volte ha dato l'impressione di fornire il pretesto per non seguire i regolamenti comunali del commercio. Da qui l'idea di un documento, un patentino, che certifichi anche la conoscenza della lingua italiana. Anche la cittadinanza deve essere il rispetto non solo della storia e la cultura di chi la riceve, ma anche il rispetto delle regole. Quindi nel caso in cui queste persone non rispettano le regole dei regolamenti comunali nelle attività commerciali o altro, questa cittadinanza deve essere revocata. Il blitz della polizia locale nei negozi di Ruga degli Oresi ai piedi del ponte di Rialto ha portato ad una raffica di multe. Su 30 negozi controllati ne sono stati sanzionati 29, anche per il modo in cui è accatastata la merce nel lato che dà sul sottoportego. La polizia municipale ha sanzionato e diffidato le attività a rimanere in queste condizioni. Siamo al sottoportego degli Oresi, questa situazione non va bene, perché poi di fronte abbiamo delle attività che invece vogliono lavorare in maniera dignitosa, vogliamo decoro a Venezia, quindi dobbiamo ripristinare la situazione
e intervenire al più presto. Proprio per rendere effettivo il peso di sanzioni che sommate possono portare al ritiro della licenza e alla chiusura definitiva dell'attività, c'è un'altra innovazione. L'introduzione della fiduciazione bancaria per gli extracomunitari ci serve per fare in modo che le persone rispettino le regole anche pagando le sanzioni che vengono combinate. Il giochetto che veniva fatto con l'apri e chiudi per evadere le tasse, anche con l'antipacotille è stato bloccato, ma la fiduciazione bancaria potrebbe ancora di più intervenire in questo fenomeno. È davvero tutto per questa edizione, vi lascio ora la sigla e le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, buona serata.